Continuano gli incontri sulla violenza sulle donne, oggi si parlerà proprio delle vittime, l'UEPE nella sua persona dirà il punto di vista. Ecco, cosa dire a questi ragazzi considerando anche quello che è successo qualche giorno fa a Vigonova e il giorno dopo purtroppo un'altra donna vittima di omicidio? Sì, il nostro intervento oggi mira proprio a focalizzare l'interesse e l'attenzione che si deve dare alla vittima, una vittima che spesso diventa vittima secondaria proprio per la stigmatizzazione che la società le dà in tutto il processo di denuncia che può avviare la donna. Noi oggi cerchiamo di inculcare, quindi di attivare un'azione di prevenzione con i ragazzi proprio per fermare questo ciclo di violenza, anche facendogli vedere quello che è l'aspetto maschile della storia, quindi quale può essere, da dove si può partire proprio per evidenziare l'agito dell'uomo maltrattante, da dove può svilupparsi, perché basta anche un semplice gesto, una semplice parola per far scattare l'allarme di una relazione ormai usurata o comunque una relazione nociva. Ecco, qual è la situazione in provincia di Agrigento con il vostro ufficio? Un piccolo, resoconto. Sì, noi trattiamo i soggetti maltrattanti oltre che all'interno dell'istituto penitenziario, ma anche in esecuzione penale esterna, quindi abbiamo già attivato da alcuni anni dei percorsi di presa di coscienza e di consapevolezza dell'agito dell'uomo maltrattante. Inoltre, tramite appunto l'applicazione del codice rosso, le procure stanno già attivando quelli che sono gli interventi legislativi per favorire questi percorsi di revisione critica, ma anche di presa di consapevolezza da parte degli uomini maltrattanti all'interno dei centri di ascolto che ci sono sul territorio. Ecco, oggi continuano gli incontri a Leonardo, si parla di vittimizzazione. Ecco, il suo consiglio, la sua relazione, il suo pensiero rivolto agli studenti del Leonardo? Sì, allora oggi il nostro incontro è dedicato alla vittimizzazione secondaria, quindi non c'è soltanto la vittima dell'evento, cioè l'evento che ha creato violenza ed effetti devastanti, ma oltre l'evento ci sono tutta una serie di situazioni che portano a fare in modo che la vittima continua ad essere vittimizzata. Perché? Perché ci sono delle parole, quindi ci sono delle frasi in cui si dice come eri vestita, come non eri vestita, se eri ubriaca, qual è stata la tua colpa, che cosa, come mai è successo questo, che è stato, perché appunto una persona ad esempio ti ha fatto una cosa, come se tutto quello che succede attraverso la violenza è sempre e comunque colpa della vittima o comunque che ha un effetto. Insomma, il farsi sentire in colpa quasi. Sì, è il farsi sentire in colpa, è cercare non una giustificazione, è proprio cercare un capro espiatorio, perché quell'azione di violenza è stata fatta e quindi sei tu che l'hai provocata. Ecco, queste iniziative da parte del Ministero verso la scuola, la sensibilizzazione dei giovani, come le valuta lei? E magari cosa si potrebbe fare in più per una maggiore consapevolezza del problema? Beh, sicuramente parlarne sempre, e in questi giorni si è parlato tanto di quel minuto di silenzio. Io sono d'accordo che invece bisogna sempre urlare e fare davvero tanto rumore. C'è un pensiero di affettività che si deve creare nelle persone, che si deve creare soprattutto nei ragazzi, e sicuramente si deve fare un lavoro non soltanto con i ragazzi ma anche con i genitori, che sono coloro che in un certo qual modo sono i primi protagonisti educativi del percorso dei nostri figli.